Benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Sparatoria in una festa privata a San Gregorio di Catania. Un imprenditore che ha fatto fuoco per sedare la rissa ha ucciso il figlio di 23 anni intervenuto per fermarlo. Ferito alla caviglia un amico della giovane vittima. Messina Denaro, arrestato a Campobello di Mazara per associazione mafiosa un avvocato massone, Antonio Messina, accusato di aver gestito la cassa del capomafia latitante. Per Laura Bonafede, amante storica di Usiccu, meritava una lezione per avere violato i loro accordi economici. A Palermo caccia ai complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne che in una rissa a Monreale ha ucciso 3 giovani, ferendone altri 2. Spavaldo e violento, l'autore della strage raccontava nel suo profilo TikTok le serate con gli amici, la box e la pistola in tasca. Ad Avola si cercano le bulle, protagoniste della brutale aggressione a 2 ragazzine nella zona della Movida. Le giovani violente identificate grazie ai filmati girati con i telefonini dai giovani che non sono intervenuti per proteggere le vittime. Domani ad Avola, corteo contro la violenza. L'avvertenza a Catania è dei dipendenti dell'Oda, l'opera diocesana, che protestano per i pagamenti arretrati non pagati. Stamattina, dopo mesi di pressioni, sono state accreditate 3 mensilità, ma la mobilitazione continua. Sempre a Catania, scuola di legalità al porto. 10 studenti dal 2 al 4 maggio saranno a bordo di 3 imbarcazioni sequestrate alla mafia. Torna domani alla Massimino di Catania un gol per la solidarietà. Le squadre di attori, cantanti, giornalisti e VIP scenderanno in campo contro il bullismo. Calcio, giornata libera per il Catania che ha già in testa il play-off e la sfida di domenica contro il Giuliano. Rosa al completo per Toscano. Da oggi in vendita i biglietti per assistere al match. Sino a giovedì diritto di prelazione per gli abbonati. Bentrovati, follia a San Gregorio. Un imprenditore spara durante una festa di compleanno e uccide il figlio che era intervenuto per fermarlo. Ferito anche un amico della vittima, aggredito il personale del 118. Il sindaco della cittadina alle porte di Catania dice: siamo sconvolti. Tonino De Mana. È stato arrestato per omicidio volontario l'imprenditore di 62 anni che ha ucciso il figlio Carlo Laverde, 23 anni, nel corso di una lite scoppiata poco prima di mezzanotte in una villa di San Gregorio. Durante la serata, organizzata al Civico 45 in una struttura utilizzata per eventi privati, il gestore della sala non avrebbe gradito l'atteggiamento di alcuni invitati e nel tentativo di riportare la calma avrebbe esploso alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio. È a quel punto che il figlio sarebbe intervenuto insieme ad altri per fermare il padre che, nel parapiglia, ha esploso altri colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto mortalmente il 23enne. L'altro proiettile ha ferito alla caviglia un 31enne che è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro, da dove è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina ed i militari della sezione investigazioni scientifiche che hanno effettuato i rilievi del caso. Poca voglia di parlare, tanto sgomento per una famiglia particolarmente conosciuta a San Gregorio. Dispiace tanto a tutta la comunità sangregorese, ci stringiamo in questo dolore. Ecco. Anche per l'omicidio di San Gregorio, così come a Monreale, un equipaggio del 118 è stato aggredito durante le operazioni di soccorso, danneggiata anche l'ambulanza. Episodio inaccettabile per il presidente Seus, Riccardo Castro, che per il 1° maggio ha annunciato uno sciopero di 3 ore. Si allunga la serie dei fiancheggiatori di Messina Denaro che finiscono in carcere. Oggi è la volta dell'avvocato massone Antonio Messina, zio di Laura Bonafede. Messina Denaro e la sua amante progettavano di intimidirlo pesantemente, accusandolo di aver violato i loro accordi economici. Laura Spanò.
Per gli investigatori del Rossi che indagano sulla rete di fiancheggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro, l'avvocato Antonio Messina, 79 anni, arrestato stamani, avrebbe fatto parte di Cosa Nostra e lui, Solimano, citato nelle lettere che il latitante si scambiava con l'amante Laura Bonafede. Quel Solimano di merda ci ha distrutti, diceva sprezzante la maestra. I due avevano progettato anche di intimidire l'avvocato ritenendo che avesse violato accordi economici. Era stata la stessa Bonafede nelle sue dichiarazioni spontanee nel corso del processo che la vedeva imputata a dire che Solimano era Antonio Messina, zio del marito. A Messina il GIP ha concesso i domiciliari per l'età. L'avvocato avrebbe gestito i soldi della famiglia mafiosa di Campobello, garantendo a Messina Denaro il sostentamento economico durante la latitanza. La DDA di Palermo contesta all'avvocato l'associazione mafiosa. Non sono i primi guai giudiziari per l'avvocato, è stato condannato per traffico di droga e radiato dall'ordine professionale. Anziano massone insonne, dall'inchiesta coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido emerge anche la volontà dell'avvocato di mettere le mani su un bene confiscato alla mafia a Campobello. Messina parla con il mafioso Giovanni Vassallo spiegandogli cosa si poteva fare in quei 10.000 metri quadrati sopra la circonvallazione. Dalla conversazione emerge che Messina voleva coinvolgere nel progetto di acquisizione del terreno altre persone e richiedere il bene come entità societaria o associazione no profit e informarsi sulla cessione del bene con un non meglio indicato assessore. Ecco come la mafia fa gli affari sotto traccia. A Palermo è caccia ai complici di Salvatore Calvaruso, il giovane autore della strage di Monreale, perquisizioni e ricerche nei quartieri Borgo Nuovo e Zen 2. Adelaide Barbagallo. Accusato di strage Salvatore Calvaruso la sera dell'inaudita violenza che ha portato alla morte di 3 giovani e il ferimento di altri 2 non era solo. Dallo Zen di Palermo e dal quartiere Borgo Nuovo era partito con almeno altri 4 ragazzi. 2 sono stati già individuati e sono sotto torchio, ma gli inquirenti stanno dando la caccia a tutti i complici del 19enne. L'asfalto macchiato di sangue, le cui immagini sono sui social, ci raccontano la mattanza che poteva uccidere anche altre persone. Un centinaio erano presenti in strada. A sparare sarebbero stati almeno in 2. Nelle prossime ore l'incarico per l'autopsia sul corpo delle vittime. Un altro video mostra l'inizio della rissa, scoppiata pare per il rimprovero di alcuni ragazzi di Monreale ai coetanei di Palermo per il loro modo di guidare la moto. Perquisizioni a tappeto vengono svolte nei quartieri di Borgo Nuovo e Zen 2 per risalire ai complici e cercare le armi utilizzate. 20 colpi esplosi ad altezza d'uomo. Subito dopo aver ammazzato Calvaruso era fuggito allo Zen 2. Ho fatto un macello, ha confidato all'amico che gli aveva prestato la moto. È successo il finimondo, ha detto, per poi dargli un ordine perentorio. Adesso vai dai carabinieri e denunci che ti hanno rubato la moto. Ma il cerchio su di lui si era già chiuso. Stasera a Monreale una fiaccolata per ricordare le vittime e per gridare ancora una volta no alla violenza. Spavaldo è violento, appunto. Ecco chi è Salvatore Calvaruso, il killer di Monreale. Nel suo profilo TikTok le serate con gli amici, la box, la pistola in tasca. Marco Gullà. Sicuro di sé, spavaldo, senza nessuna ambizione, basso di statura, occhiali, dai riflessi specchiati, baffetti curati. Salvatore Calvaruso, 19 anni compiuti il 1 febbraio, il criminale che ha spezzato le vite dei suoi coetanei, camminava con una semi-automatica in tasca. Tra i casermoni dello Zen era noto per aver fatto pugilato, praticato per anni e poi abbandonato nel 2022 per iniziare a lavorare come ragazzo delle consegne nella zona di Viale Strasburgo. Le serate con gli amici, qui lo vediamo assieme ad altri ragazzi dello Zen, foto che ovviamente è materiale per chi sta indagando sulla carneficina di Monreale. Questo il suo profilo TikTok, box, poster di Paolo Di Bala, cantanti neomelodici, fotografie di serate e di amici, alcuni perduti. Qualche precedente penale per furto, chi lo conosce lo descrive come un ragazzo dal carattere difficile, ma che comunque mai avrebbe immaginato che potesse commettere un fatto grave come quello di sabato notte. Allo Zen, come di consueto, nessuno vuole parlare dell'accaduto. Alcuni residenti ci minacciano e ci raccomandano di andare via. Contattiamo al telefono la mamma di Calvaruso. Ieri la donna aveva detto tra le lacrime di essere enormemente dispiaciuta per quanto successo, ma oggi non parla più e chiude la telefonata quando ci presentiamo. Un quartiere difficile che si chiude. Adesso è caccia ai complici e amici del 19enne.
E ascoltate anche questa, mentre a Monreale si sparava, anche mio figlio ha rischiato di morire per una banale lite. Siamo disperati. Lo racconta a Palermo una donna che sabato sera si è tappata in casa mentre un uomo sparava all'impazzata, colpendo verande, finestre e balconi della sua abitazione a Passo Rigano. L'uomo, dopo una lite con la figlia della compagna e il fidanzato, ha fatto fuoco sotto casa del giovane. Sono Stato italiano, svegliati, dice il padre del giovane minacciato. Se succede qualcosa a mio figlio, non me lo piango morto. Mi vado a fare 20 anni di carcere. Speriamo di no. Ad Avola si cercano le bulle protagoniste della brutale aggressione a 2 ragazzine nella zona della Movida. Le giovani violente identificate grazie ai filmati girati con i telefonini dai giovani che non sono intervenuti per proteggere le vittime. Domani anche qui corteo contro la violenza. Francesco Aloi. Un corteo per dire no alla violenza. Le strade di Avola nel siracusano domani mattina si riempiranno di ragazze e ragazzi, adolescenti della stessa età dei protagonisti di questi video diventati virali. Nelle immagini crude le aggressioni perpetrate da un gruppo di bulle, 4 ragazzine tra i 12 e i 14 anni. Per gli investigatori sarebbero loro le autrici del pestaggio dello scorso sabato. Vittima una 14enne di origine africana. Per lei, che è ancora sotto shock, spintoni, calci e insulti, anche razziali, da parte del branco, tutte contro una. Ma nella stessa sera, poco prima, c'era stata un'altra aggressione, sempre contro una coetanea. Una violenza gratuita mentre gli altri stanno a guardare, filmando tutto. Spettatori e complici di un episodio da instagrammare e rilanciare sui social, con gli inseparabili telefonini, nell'indifferenza totale. Veramente qualcosa di inquietante. A Mazara ci saranno domani i funerali e il lutto cittadino per Leonardo Titone, il 15enne che è morto cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato. Gli investigatori hanno ricostruito i minuti che hanno preceduto il tragico gioco. Sentiamo Laura Spanò. Si terranno domani alle 11 presso la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo i funerali di Leonardo Titone, il ragazzino morto cadendo dal tetto dell'ex stabilimento vinicolo sul lungomare San Vito. Gli investigatori hanno ricostruito che Leonardo, nella prima serata di sabato, insieme a un gruppetto di amici, aveva deciso di visitare l'opificio in disuso da decenni. Sarebbero riusciti a introdursi attraverso un varco fra le mura, nonostante diversi cartelli ne vietassero l'accesso perché pericoloso. Insieme a Leonardo l'amico Khalil, che sarebbe saltato per primo, cadendo però da una decina di metri. Più sfortunato Leonardo, che cadendo avrebbe sbattuto fatalmente la testa per poi finire addosso allo stesso Khalil, che si sarebbe fratturato la gamba destra. Sarebbe stato lui a chiamare con il telefonino il 118. Khalil si trova ricoverato all'ospedale dei bambini di Cristina di Palermo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Al funerale di Leonardo saranno presenti anche la mamma Tania Voekman e la sorellina Noemi, che abitano in Germania. La procura di Marsala ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Gli inquirenti stanno valutando se l'area, pur dichiarata inaccessibile, fosse realmente messa in sicurezza, dato che l'ingresso era facilmente raggiungibile con un passaggio praticato nella recinzione. Autopsia oggi alla salma di Nicola Lucifera, il 17enne ucciso nella notte di Pasqua a Francofonte. A colpirlo con un coltellino, secondo gli investigatori, sarebbe stato il 22enne Francesco Milici, che ha confessato l'omicidio sostenendo di aver agito però per legittima difesa. Dall'esame autoptico eseguito nell'obitorio del Policlinico di Catania emergeranno dati importanti, dal numero di coltellate inflitte alla causa certa del decesso. Dopo la consegna del corpo alla famiglia, nei prossimi giorni saranno celebrati i funerali. Ci sarebbero 50 persone disperse nel Mediterraneo centrale. Secondo la denuncia di Alarm Phone, il gruppo di cui non si hanno notizie è partito dalla Libia
3 giorni fa a bordo di una barca di legno. Intanto si registrano altri 2 sbarchi per complessivi 245 migranti a Lampedusa, dove all'hotspot al momento ci sono quasi 1000 ospiti. Gli ultimi rifugiati hanno riferito di essere salpati dalla Libia pagando agli scafisti da 3.500 fino a 11.000 euro. Veniamo a Catania, continua la protesta degli operatori dell'Oda che non hanno ricevuto 6 mesi di stipendio. Stamattina, dopo mesi di pressioni, sono state accreditate 3 mensilità, 3 su 6, ma resta la diffidenza. Luca Ciliberti. Da 6 mesi senza stipendio. Nel frattempo hanno trascorso il Natale, Sant'Agata e Pasqua arrabattandosi alla meglio per non far mancare nulla alle proprie famiglie. E poi non hanno mai smesso di lavorare nell'assistenza, anche ai disabili. Nelle ultime ore, dopo settimane di manifestazioni e pressioni verso gli enti preposti, i lavoratori dell'Oda all'Opera Diocesana di Catania hanno ricevuto il pagamento di 3 mensilità. Un primo passo verso la regolarizzazione, ma resta la diffidenza. Guarda caso, non sono le 4 mensilità promesse, ma sono 3. Continuiamo a giocare, vero? Continuiamo a prendere in giro questa gente che si lamenta, che reagisce, che manifesta perché viene continuamente calpestato la propria dignità. Nei giorni scorsi anche l'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, aveva provato a rasserenare gli animi, ma neppure le sue parole sono servite per fermare la protesta. L'assemblea sindacale infatti continua sotto la sede di Viale Libertà. Per dovere di cronaca, la Fondazione Oda non è di proprietà dell'arcidiocesi, ma è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto sul quale l'arcivescovo di Catania esercita il potere canonico di vigilanza. Presentato alla Capitaneria di Porto di Catania il progetto Albatros, il mare scuola di vita e di legalità, possiamo aggiungere. 10 studenti dal 2 al 4 maggio saranno a bordo di 3 imbarcazioni sequestrate alla mafia. Simona Mazzone. Andare a vela non è un gioco. Allora perché lo facciamo? Forma il carattere, signor Preston, cosa di cui lei ha disperato bisogno. Non a caso il progetto si chiama Albatros, il mare scuola di vita, come la famosa pellicola del 96 diretta da Ridley Scott, dove l'Albatros, appunto, era la nave scuola simbolo dei grandi valori della marina americana. Così da Catania salperanno il 2 maggio 3 imbarcazioni, oggi ormeggiate davanti alla Capitaneria di Porto, confiscate alla mafia e affidate alla Lega Navale Italiana. A bordo 10 studenti provenienti dall'Istituto Comprensivo Petrarca e dal Liceo Scientifico Galilei, che per 3 giorni saranno protagonisti di una straordinaria esperienza formativa in mare. In prima linea il sindaco di Catania Trantino con l'assessore alla pubblica istruzione Guzzardi e il delegato per la Sicilia della Lega Navale Contrammiraglio Catania. E abbiamo individuato la scuola Petrarca come scuola destinatario e secondo la formula del peer-to-peer, la scuola Galilei come scuola da cui arriveranno i docenti che sono altri adolescenti più grandi di quelli che poi riceveranno le lezioni, e quindi la possibilità di stare a mare, apprendere l'educazione, la cultura del rispetto che si deve negli spazi stretti di una barca. Un progetto a forte valenza educativa e sociale, non solo per contrastare la dispersione scolastica, ma soprattutto per promuovere i valori della legalità e della tradizione marinara. A Messina l'acqua è regolare, ma manca la certificazione sulla potabilità. È un caso che tiene banco da settimane e che ieri è finito in Consiglio Comunale. Manca appunto l'ok dell'azienda sanitaria. Francesco Triolo. Acqua buona o acqua potabile? La differenza che passa è quello che da mesi, ormai 8, si chiedono i cittadini messinesi. La potabilità dell'acqua a Messina è diventata infatti un caso dopo che il sindaco lo scorso 5 settembre firmò l'ordinanza per l'immissione nella condotta dell'acqua di 5 nuovi pozzi individuati in quel periodo in piena emergenza siccità per tutta la regione. C'era da prendere una decisione e le analisi di laboratorio commissionate dal comune avevano dato esito positivo, ma mancava e manca ancora oggi la certificazione di idoneità alla potabilità da parte dell'ASP, l'unico ente che può rilasciarlo. Così il caso della potabilità dell'acqua Messina ieri sera è finito addirittura in Consiglio Comunale, senza però che il sindaco Federico Basile e il direttore generale dell'ASP Giuseppe Cucci abbiano dato risposte secche, chiare. Quindi resta il nodo, un conto è l'acqua potabile, un conto quella idonea, e il punto è che quella certificazione dell'ASP in questi circa 8 mesi ancora non è arrivata.
Solo nelle ultimissime ore, notizia fornita proprio durante il Consiglio Comunale, è arrivato un giudizio provvisorio di idoneità per uno dei 5 pozzi attivati a settembre, quello di Mili. Per altri 2 pozzi si attende l'esito delle analisi. E così si è aperto un altro fronte, quello del costo dell'acqua. Il PD ha presentato un'interrogazione chiedendo che vengano abbassate le bollette perché il pagamento è dovuto per acqua conforme, idonea all'utilizzo umano, potabile, cosa che oggi a Messina non c'è perché manca la certificazione dell'ASP. È così, proprio così. Un gol per la solidarietà. Torna domani allo stadio Massimino di Catania. Le squadre di attori, cantanti, giornalisti, VIP scenderanno in campo contro il bullismo. Simona Mazzone. La 17ª edizione di Un gol per la solidarietà è uno degli eventi più attesi dell'anno. Si scende in campo domani mattina allo stadio Massimino di Catania con un messaggio diretto alle nuove generazioni, una partita contro il bullismo. Sì, il progetto nasce per quello nel 2004, negli anni si è evoluto e ci piace raccontare che è un giusto mix di sport e spettacolo finalizzato a un aspetto sociale, ma anche una bellissima festa per la città di Catania. Tanti volti conosciuti ai VIP che si affronteranno in campo. È un format trasversale, tantissimi gli artisti presenti e gli ospiti presenti in campo, e quindi praticamente il risultato sarà che vedremo sugli spalti tantissimi genitori, ragazzi, tante persone che verranno ad assistere a questa grandissima festa per la città di Catania. L'evento vedrà schierate le formazioni della Nazionale Artisti TV e stelle dello sport, delle All Star Sicilia, del Dream Team e della Nazionale Giornalisti. Confermata tra gli altri la presenza attesissima, soprattutto dalle nuove generazioni, del cantante Luke 3, direttamente da Amici di Maria De Filippi. Chi volesse prendere parte all'evento cosa deve fare? Allora, domani mattina dalle 8 in poi saranno aperti i botteghini di Piazza Spedini, appunto per poter consentire a chi vive fuori Catania di poter prendere parte all'evento. Quindi ci aspetta una grandissima giornata di sport e spettacolo, stadio pieno, e gli ultimi biglietti disponibili sono stati riservati appunto e saranno messi in vendita domani mattina alle 8 presso gli sportelli di Piazza Spedini. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, quello professionale, il Catania verso la sfida con il Giuliano, valida per il primo turno dei playoff. State con noi. Calcio, partita 2 ore fa, alle 12, la prevendita dei biglietti per Catania Giuliano di domenica al Massimino. Sino a giovedì, prenotazione possibile per gli abbonati. Prezzi uguali a quelli del campionato. Sul fronte squadra, Toscano ritrova Quaini che ha scontato la giornata di squalifica. Francesco Triolo. La prima tappa di avvicinamento al playoff di domenica sera al Massimino contro il Giuliano è stata a Cosenza. Ieri lì il Catania ha svolto il suo primo allenamento settimanale, reduce dalla trasferta vittoriosa del giorno prima a Potenza. Una seduta di scarico per chi ha giocato al Viviani, una più intensa, quasi 2 ore per gli altri. Oggi Toscana ha concesso al gruppo il giorno libero, ma la testa è già al match di domenica sera. Il tecnico sostanzialmente avrà tutti a disposizione, rientra Quaini dopo la squalifica, sono già recuperati Beders e Guglielmotti. Sono state inoltre azzerate le diffide di Dini, Jimenez, Guglielmotti e Frisenna, mentre il Giuliano dovrà fare a meno di 2 giocatori squalificati, l'attaccante Padula e il centrocampista Peluso. Intanto è partita oggi la prevendita per la gara di domenica organizzata dalla Lega con il supporto del club rossazzurro. Sino a giovedì è prevista una prelazione per i possessori dell'abbonamento che potranno confermare il proprio posto al Massimino, lo stesso della stagione regolare. Contemporaneamente è partita anche la prevendita libera per i posti non occupati dagli abbonati. Giovedì gli eventuali biglietti lasciati liberi dagli abbonati verranno immessi nel circuito della vendita libera e saranno a disposizione di tutti. I prezzi sono gli stessi del campionato, in totale i biglietti a disposizione sono 19.800, facile prevedere il tutto esaurito per un match atteso da tutta la città. Il Catania ha 2 risultati a disposizione, vittoria o pareggio al 90°. In caso di superamento del turno, il Catania grazie al quinto posto giocherà in casa anche il secondo turno in programma mercoledì 7 maggio, sempre col vantaggio del doppio risultato. Ma intanto occorre pensare al Giuliano. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le 20, per la prossima edizione. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.